Non si ravvede alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'auto articolato e la determinazione del sinistro stradale. Con questa motivazione la Procura di Siena ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione per l'autista del camion che lo scorso 19 giugno si è scontrato con l'handbike condotta da Alex Zanardi. Il campione da quel giorno sta lottando in ospedale per recuperare le funzioni neurologiche dopo i traumi spaventosi subiti soprattutto al volto e alla testa. L'autista del camion era l'unico indagato con l'accusa di lesioni colpose. Secondo il rapporto delle indagini della procura, l'autista dell'auto articolato viaggiava ad una velocità moderata, ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada, e durante lo schianto ha messo in atto la manovra di emergenza senza però riuscire ad evitare l'impatto. I legali di Zanardi hanno già depositato opposizione all'archiviazione, sostenendo che il parziale superamento della linea di mezzeria abbia determinato la manovra di sterzo a destra del campione di handbike, con la conseguente perdita di controllo del mezzo.